Allora, fin adesso abbiamo visto la situazione generale da un punto di vista principalmente economico, no? Però giustamente dicevo Ludovico, preso atto della situazione, cosa faremo per migliorare? Noi indichiamo quello che è un obiettivo che riesce a dare soddisfazione e risposta a quella che è la situazione attuale. L'obiettivo si chiama indipendenza della Venezia. Allora, come se troviamo? Facciamo un attimo di panoramica sulla situazione attuale e cerchiamo di capire quali saranno le prossime fasi politiche. Al momento neanche ci troviamo su una impossibilità pratica di vere riforme nel nostro paese. De fatto ci stiamo avvicinando anche alla scoperta della fine di quella che diciamo una chimera federalista. Infatti il federalismo in Italia è tecnicamente impossibile a causa proprio del debito pubblico che già ben rappresentato nell'ultima slide mostrata da Ludovico, nell'intervento di Ludovico che non ha commentato. Questo debito pubblico di fatto impedisce all'Italia di liberare al Veneto quelle risorse che sarebbe generare da un'autonomia fiscale, da un federalismo concreto. Perché se l'Italia liberasse queste risorse e ne permettesse una vera autonomia fiscale, de fatto questo debito pubblico che abbiamo visto se circa il 105-104% è il più alto del mondo occidentale, scoppieria e andrebbe a un 130, 120, 125, 130%. De fatto a una situazione che al solo annuncio significherebbe la bancarotta finanziaria del paese. Bancarotta che probabilmente non avrà nemmeno bisogno di questo tipo di annunci per verificarsi probabilmente, però de fatto questo è un vincolo che impedisse fisicamente, al di là di quello che dice la classe politica, la realizzazione del federalismo. Parimenti è impossibile anche quello che è un progetto più contenuto, che è il progetto autonomista veneto di quei partiti che sono nati in un qualche modo per scissione dalla Lega, i vecchi partiti venetisti che sta infatti esaurendo sul ciclo di vita politico, per la stessa ragione, perché comunque, anche se non con una riforma federale, ma con una riforma che dia autonomia solo al Veneto, comunque i problemi del bilancio e del debito pubblico impediria assolutamente di poter realizzare questo tipo di riforma. Ecco perché dal punto di vista politico, se andiamo a vedere quelli che sono gli attuali attori sul panorama, in particolar modo per quel che riguarda il Veneto, vediamo che anche i movimenti che probabilmente che avrà letto sui giornali, che starà leggendo, dei vari leader dei partiti italiani in Veneto, Galan, Cacciari, eccetera, che tutti si improntai a una riforma del tipo autonomista, si è praticamente nati morti, cioè si sta impegnando in quella che è una battaglia politica di retroguardia. In realtà, dal punto di vista politico, l'unica strada che resta aperta ai veneti è quella dell'ottenimento della propria indipendenza. E perché? E questa sarà la nuova fase politica in cui stiamo entrando. Come avviene? Allora, la delusione da mancata autonomia genererà e sta generando la voglia di indipendenza come soluzione a quelli che sono dei problemi oggettivi. Abbiamo visto che l'autonomia e il federalismo sono impossibili sia per ragioni economiche, bilancio fiscale, debito pubblico, ma anche politiche, perché chiaramente ci sono delle situazioni di interesse attuale che impedisce comunque anche solo che se ne parli e che si attui una riforma concreta di questo tipo, anche se il bilancio del debito pubblico fosse risanato. Situazione finanziaria generale è grave, si aggrava e questo ulteriormente rende la coperta ancora più corta. I conti dello Stato quindi si è messi male e in più se troviamo non a causa della situazione finanziaria ma precedentemente ancora, perché noi parliamo di recessione in Italia ben prima che sia crollata la Lehman Brothers, che sia partita le varie movimenti finanziari e situazione di turbolenza nelle borse internazionali. No, l'Italia è in crisi da ben più tempo e noi lo saremo perché i nostri stipendi non permette e ha ridotto il suo potere d'acquisto. Sappiamo benissimo che se da parecchi anni che quello che noi altri potremmo permettersi qualche anno fa si è eroso e adesso addirittura si è in una situazione che ne pone
gran parte della popolazione che era rappresentata dalla classe media al limite probabilmente anche della sostenibilità economica. Siamo in una situazione di recessione economica. Prima, adesso vedremo qualche esempio concreto, micro, di quel tipo di situazione, di riforme che di fatto sta rendendo a noi altri veneti la vita molto difficile dal punto di vista economico. E questo fa parte di quelle scelte di cui si parlava poco fa, che in un contenitore più grande non si può fare. In questi gli investimenti in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL. Voi altri vedete che là al centro c'è un'isola bianca, più chiara che sia il colore e meno si investe in ricerca e sviluppo. E il Veneto è un'isola bianca praticamente nell'Europa, sicuramente in Italia de fatto, ma anche in Europa. Non si investe in ricerca e sviluppo. Questo è un altro grafico che mostra i ricercatori assunti in rapporto a tutta forza lavoro. Il Veneto insieme alla Lombardia, in questo caso, c'è sempre un'isola bianca che si distingue per, diciamo, arretratezza. Stiamo perdendo colpi. Questi sono i lavoratori invece che lavorano nei settori innovativi in rapporto sempre a tutta forza lavoro. Qua il Veneto si conferma assolutamente in brio rispetto a tutta l'Europa che sta in qualche modo crescendo. Addirittura rispetto all'Italia stessa, cioè siamo rispetto a che altre regioni italiane, anche quelle povere, delle politiche nell'innovazione che assolutamente, per quanto ne possa sembrare assurdo, di retroguardia da questo punto di vista, proprio perché noi altri non abbiamo risorse e non potremo fare delle politiche perché non abbiamo la possibilità politica di farle. Allora, abbiamo visto da questo punto di vista l'impossibilità di fare delle riforme federaliste, autonomiste che ne permetta di avere delle risorse. Abbiamo visto una situazione gravissima rispetto a tutta l'area circostante e all'Europa in generale dal punto di vista dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo e quindi sulla possibilità nel futuro di migliorare. Adesso cosa ne può succedere dal punto di vista politico? Anche in virtù di quella che è una situazione politica gravissima. Qualche giorno fa un ministro che non è l'ultimo arrivato, ma è un uomo di Stato che da 30 anni occupa incarichi di governo come Sacconi, per la prima volta pronunciare la parola vietata bancarotta. Allora, noi altri ci troviamo in una situazione veramente difficile. Come venirne fuori da questo punto di vista? Noi altri potremmo vederla in due modi, no? I cinesi hanno un unico ideogramma che identifica il rischio e lo identifica sempre con lo stesso ideogramma associato invece all'opportunità. Il rischio è quello di restare politicamente, così come per esempio che ha fatto gli argentini qualche anno fa, ancorati a un paese che in un qualche modo sta andando in declino e che come soluzione probabilmente ha quello di impoverire ancora di più i suoi abitanti, andando magari a sottrarre anche i suoi risparmi, come che ha fatto l'Argentina non molti anni fa, e a questo punto diciamo, il rischio è quello di un'involuzione politica, a meno che noi altri invece non sfruttiamo l'opportunità associata a questo momento, cioè se rendiamo coscienti di quella che sia la situazione, ancora più grave vista la contingenza, e finalmente decidiamo che sia ora che il nostro destino lo decidiamo noi altri da soli e che non siamo assai sotto tutela da qualcuno che sta con tutta evidenza portandone verso il disastro. Dipende però solo che da noi altri, non abbiamo altri interlocutori. Questa è una scelta che ne compete a noi altri, non possiamo delegarla, dobbiamo farla noi altri. Questo è il percorso che noi altri individuiamo per l'indipendenza. Noi altri siamo sempre abituati a guardare, anche come veneti purtroppo subimo l'influsso di quello che è un provincialismo, se vogliamo, italiano. L'Italia sarà un difetto, se quello di avere una mentalità provinciale. Non si rendiamo conto di quello che ne sta succedendo intorno, nel mondo e in Europa.